A questo punto allora diamo inizio alle relazioni e chiamo il professor Pietro Gibellini, che ci parlerà del Cantico di San Francesco, questioni aperte e nuove ipotesi. Grazie, cercherò in un tempo ragionevole di dimostrare come decidere se una vocale va pronunciata U piuttosto che O e collocare una virgola prima o dopo una parola possono innescare una reazione a catena che influisce sul senso complessivo della poesia. In altri termini, dal punto di vista metodologico, come la filologia applicata a particolari apparentemente minimi possa essere un trampolino per l'interpretazione, l'ermeneutica del testo. E poi ci sarebbe un passaggio ulteriore che per ragioni di tempo non potrò svolgere, ma forse soltanto accennare, come da una nuova interpretazione scatti una considerazione storico-culturale che proietta una luce un po' diversa sulla poesia che ci offre lo spunto. È noto a tutti il Cantico delle Creature, qui vedete il codice Assisiate 338, il testimone più antico che ce lo conserva. Fu composto da Francesco in una prosa assonanzata, non mi dilungo in questioni tuttora dibattute su questo, per 12 lasse o strofe, più proprio di chiamarle lasse, di 33 versi. E qui ci sarebbe anche un discorso sulla numerologia, su cui però non mi soffermo. Francesco lo compone nel 1224, 2 anni prima della morte, e dopo una notte di tormenti, in uno stato ormai di cecità, quindi la bellissima descrizione delle creature è fatta attraverso la memoria e non gli occhi spalancati sul mondo. E poi 2 lasse, cioè la proclamazione della beatitudine di chi sopporta le tribulazioni in nome di Dio e che perdona le offese, e la lode di sorella morte sarebbero state aggiunte in una fase successiva secondo la tradizione, in occasione di una pacificazione propiziata da Francesco in una contesa tra il vescovo e il podestà di Assisi e nell'imminenza della morte di Francesco stesso. Ora, io voglio portare l'attenzione su questo codice, che è il testimone più antico su cui tutte le edizioni, a partire da Casella e poi da Contini e poi da Branca prima, Contini, fino alle ultime di Paolazzi, e a cui fa riferimento anche Padre Pozzi, ne accennerò, considerano il testimone fondamentale. Teniamo però presente che questo codice è posteriore di oltre mezzo secolo rispetto alla data dell'originale, poiché appunto viene collocato nell'estremo 200 o nei primi anni del 300. Vedete che a metà strada di questa carta 32 del Codice di Assisi troviamo una rubrica rossa che suona incipiunt laudes creaturarum quas fecit beatus Franciscus ad laudem et honorem Dei cum esset infirmus apud sanctum Damianum.
rubrica molto importante perché ci dice il nome dell'autore, Beatus Franciscus, non ancora Santus, non era ancora stato canonizzato al momento della stesura del codice, ce ne dà il titolo più appropriato, Laudes Creaturarum, e soprattutto ci dice anche le circostanze e il luogo della composizione. Vi voglio far notare subito che, come vedete, non si va a capo per ogni versetto. I versetti, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, sono scritti di seguito l'uno all'altro e soltanto un minuscolo tratto di penna segna il passaggio da uno stico all'altro stico. Questa è una cosa molto importante perché la punteggiatura che noi leggiamo nelle edizioni corrette è assente nell'originale e dunque è frutto congetturale degli editori. L'altro particolare che vi voglio far notare è che il codice in cui è contenuto questo testo è un codice di materia francescana o comunque edificante ed è interamente scritto in latino. Allora c'è un problema. Noi abbiamo questa meravigliosa barchetta volgare che galleggia in un mare di testi latini, dunque per opera di un copista che copiava abitualmente antigrafi, esemplari scritti in latino. Passiamo alla seconda slide prima di riprendere questo discorso. Ecco, qui è una piccola digressione. La rubrica che vi ho appena letto venne utilizzata da Gabriele D'Annunzio in un codicetto che trovai parecchi decenni fa ed ebbi occasione di pubblicare presso il tallone di Alpignano, che aveva come ispiratore un maestro come Gianfranco Contini, e naturalmente D'Annunzio adatta l'incipit del codice Assisiate a se stesso, quindi non è Beatus Franciscus ma Gabriel Nuncius, Gabriele dell'Annunzio, non è a lode di Dio ma è a lode della divina Eleonora. E naturalmente D'Annunzio non si trova infirmus come San Francesco, ma si trova invece Beatus nel momento in cui compone le prime laudi. Pensate che la Sera Fiesolana, che è forse la più antica di queste laudi, ha un'aura fortemente francescana. Laudata sii per il tuo viso di perla, o Sera, e gli ulivi sui fratelli ulivi che fan di santità pallidi clivi. Lo dico per dire che il nome di laudi date ad Annunzio è un'operazione di questo poema concepita in un clima francescano. La Sera Fiesolana è stata composta, come ho potuto dimostrare, ad Assisi e non a Fiesole, dove poi venne ambientata all'interno del poema di Alcione, e naturalmente di un francescanesimo alla D'Annunzio, cioè lodi delle creature senza un creatore. Passiamo però alla terza slide e riprendiamo il discorso sulla lingua e sulla scrittura del copista. Si è detto che appunto alcuni l'abitudine a scrivere in latino lo portava a usare alcuni latinismi grafici. Se per esempio noi vediamo che D'Annunzio scrive Laudato sii cum tucte le tue creature, e in un altro punto leggiamo che
viene lodata la terra con coloriti fiori ed erbe, è chiaro che quel cum va letto con. Clamoroso è l'infortunio di tutte le tue creature, perché è una tipica falsa ricostruzione o ipercorrezione, come dicono i linguisti. Essendosi trovato di fronte a un tutte, il copista, abituato al fatto che le parole latine in CT corrispondono a una doppia T italiana, ha pensato di latinizzarlo in tucte. Ma noi sappiamo che tutto non viene da totus, dove non c'entra il CT, e che tuctus non esiste. Qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere esistita una forma di incrocio tra totus e cunctus, ma non si è mai trovato un esempio di questo. Allora, se noi pronunciamo con tutte le tue creature, dobbiamo, per la stessa ragione, dire notte e non nocte, dire benedizione e non benedizione, benedictione, eccetera, eccetera. Ora, soprattutto quando ci sono le et, che talvolta il copista scrive et, e che talvolta usa indicare con la nota tironiana, che è una specie di 7 rovesciato. Ho saltato nel mostrarvi il codice, la pagina del codice. Ho dimenticato di attirare la vostra attenzione su 2 spazi bianchi, se magari potesse tornare sulla slide precedente. I 2 spazi bianchi che vedete, uno che occupa interamente la pagina, l'altro solo metà, indicano che dovevano essere aggiunti i segni musicali, i neumi, per un'esecuzione cantata. In sostanza, il cantico di San Francesco andava recitato, anzi cantato, nelle laudi mattutine, mescolato agli altri salmi. In questo senso è accettabile, ma cercherò in fondo di correggerla, la definizione di salmo volgare. Il secondo spazio bianco, alla parte destra, occupata da 2 stichi, a te solo altissimo se confano e nullo homo e ne digno te mentovare, che sono stati messi lì perché evidentemente il copista si era accorto di averli saltati nella copiatura, e infatti non è pensabile che stiano lì perché cadono tra onne e benedizione, quindi non potevano essere copiati nello spazio intermedio tra un aggettivo e il sostantivo a cui si riferisce. Torniamo alla slide 3, mi scuso anche con il tecnico, non sono molto pratico di queste abitudini. Detto dunque che i grafismi latineggianti coprono dei suoni diversi da quelli che rappresentano, soprattutto la et, vero, che la et ha senso se io dico, etellu è bello, perché c'è poi una vocale, ma se io dico et nubilo non ha nessun senso, nessuno avrebbe mai potuto dire, anche se voi andate su YouTube e sentirete attori di gran nome anche che recitano il sonetto di Petrarca, solo et pensoso i più deserti campi. Sarebbe dunque ora, spero che gli storici della lingua non mi sbranino, che accanto alle edizioni critiche che rispettano la scripta, ci siano delle edizioni che invece rispettano il suono, che non sono, si badi, edizioni ammodernate, che so, levare la H davanti a homo, a onore, trasformare la K in un C. No, sarebbero edizioni restaurative, edizioni che ripristinano il suono
in un testo che doveva diventare, in uno testo squisitamente orale, anzi canoro, il suono effettivo e non questa patina linguistica che produce effetti appunto mostruosi come la pronuncia et nubilo, et preziose, et caste e via discorrendo. Però se il copista, per l'abitudine dell'occhio a copiare testi latini, cade in questi grafismi che ho detto, c'è anche un altro organo importante che è l'orecchio. È abituato a parlare un volgare umbro. Ed ecco che noi troviamo tracce di questo volgare umbro. Per esempio la forma del verbo è che diventa ene, la forma del futuro saranno che diventa sirano, la forma tante altre spruzzature umbre. Tra queste c'è anche considerata l'uso della U finale in parole che abitualmente escono per O. Altissimo, onnipotente, buon Signore. I linguisti che più hanno studiato questo testo, in particolare Ignazio Baldelli, dicono che nei manoscritti antichi dell'Italia mediana si trova talvolta questo fenomeno che sarebbe riflesso di una pronuncia molto chiusa della O finale. Io però vi faccio notare nella slide successiva che questa attribuzione al volgare umbro delle chiusure in U non dico che sia sospetta, ma che potrebbe essere mescolata all'altra tendenza, a quella del latinismo. Perché se io trovo che 4 volte la parola altissimo suona la prima volta con la U, la seconda a te altissimo con la O, de te altissimo con la O, da te altissimo con la O, mi viene il sospetto che qualcosa non vada, soprattutto se vedo che la distanza tra il primo altissimo e il secondo altissimo è di soli 2 versi. Possibile? Allora mi sono chiesto, ma non sarà che essendo abituato a trascrivere testi latini, vedendo una parola che inizia la frase, l'abbia scambiata per un nominativo? È un vocativo, sappiamo. Sappiamo anche che nel latino medievale il vocativo veniva spesso assimilato e rimpiazzato dal nominativo. Ma soprattutto gli altri casi, con una differenza che potremmo chiamare pseudo-ablativale, perché coincide con quello dell'ablativo, non è mai soggetto, sono casi obliqui, casi indiretti. Allora mi sono messo a contare i casi in cui questa presunta tendenza a mettere la U in corrispondenza di nominativi e a mettere la O in corrispondenza di casi indiretti funziona. Funziona in 21 casi su 28. 21 casi su 28 è il 75%. È troppo poco per fare una regola, ma è abbastanza per individuare una tendenza. Stando così le cose, adesso portiamo l'attenzione ai primi 2 versi. Passiamo alla slide successiva. Che è quella che ci porta all'inizio del canto. Ebbene, questo inizio, scusatemi, prima di passare a questa slide, torno al verso 3. A te solo, altissimo, se confano, e null'uomo e ne digno te mentovare.
Questa frase ha scatenato le congetture e i sospetti di vari lettori. Padre Pozzi la chiamava un'aporia, una contraddizione in termini. Voglio dire che Francesco affermerebbe l'impossibilità di lodare l'Altissimo e poi loderebbe le creature. Proviamo a rileggerli. Io li ho messi senza virgola. Tutti gli editori dicono a te solo, virgola, altissimo, come dire o altissimo se confano. Proviamo a spostare la virgola. A te, virgola, solo altissimo, virgola, se confano. Se io sposto la virgola, ripristino un sintagma molto forte, solus altissimus, che ricorre spesso nella liturgia e che risuona tutte le domeniche, anzi tutti i giorni per chi segue le messe quotidiane, nel Gloria. Gloria in excelsis Deo. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus. La situazione cambia l'impianto logico. Se io lodo solo Dio, non posso lodare le creature. Se io lodo Dio, che è il solo altissimo, posso anche lodare il suo creato. Viene così rimossa una delle obiezioni più importanti alle congetture alternative che sono state avanzate. Quali sono queste congetture? Il primo, 1941, Luigi Foscolo Benedetto, francesista, con interessi anche di italianistica, dice: ma l'ostacolo si aggira perché il per ha valore di complemento d'agente. Sia tu lodato, o Signore, ricordate che per 8 volte c'è laudato sì, vero? Per frate vento, per frate fuoco, quindi sarebbero il vento, il fuoco, l'acqua, la terra, che lodano il Signore. Ora, il problema è che intanto nell'italiano antico questo par agenziale è rarissimo. Un'allieva di Avalle, Barbara degli Innocenti, che ha provato per sostenere questa tesi ad alimentarla, ha trovato pochi casi e discutibili. E soprattutto perché l'unico complemento d'agente che c'è nel cantico è da. È retto dalla preposizione da. Da te altissimo siranno incoronati. Il per ha valore strumentale, ha valore finale, causale, ma non ha mai valore agenziale, tolto quello presunto delle varie laudationes. Aggiungo un altro elemento. Dopo aver detto che a te solo altissimo se confano, dice che null'uomo è ne digno te mentovare, che i critici di questa aporia intendono per lodare, mentre mentovare vuol dire menzionare, nominare, ed è un palese rinvio al comandamento del Decalogo non nominare il nome di Dio. Invano pare che sia un'aggiunta più tardiva e razionalizzante. Adesso ho perso il filo, stavo parlando di Foscolo Benedetto. C'è il verso successivo che dice laudato sii cum tutte le tue creature. Sia tu lodato con tutte le tue creature.
non è complemento da gente. E poi aggiunge specialmente messerlo frate sole, lo quale iorna e allumini noi per lui. Allora sarebbe fortemente asimmetrico che Francesco facesse lodare le altre creature, facesse emettere la lode alle altre creature e ne facesse invece oggetto il sole. Vero è che il sole ha un ruolo di privilegio, perché de te altissimo porta significazione ed è l'unico elemento allegorico di tutto il canto. L'unico, il sole, tant'è che un titolo alternativo è quello di Cantico di Frate Sole. Ma insomma la tesi non regge. L'altra tesi l'ha avanzata nel 1953 l'eclettico linguista Antonino Pagliaro. Dice: ma questo è un per liturgico, come quando si dice per Dominum nostrum Iesum Christum, e quindi San Francesco usa come l'intercessione delle creature per ascendere ai vertici, alle vette intangibili dell'altezza divina. Ma il per liturgico si usa per una realtà, il Figlio, Gesù Cristo, che è al di sopra dell'uomo. Oppure si usa anche nella fraseologia per realtà spirituali che sono al di sopra dell'uomo, per carità, per amor di Dio. Non si usa una intermediazione di creature che sono sotto nella gerarchia di cui Adamo è il vertice. L'ultima ipotesi che è stata avanzata, ho ancora qualche minuto, cara? Ho ancora qualche minuto, 5 minuti. L'ultima ipotesi è stata accolta forse dal silenzio assenso più che da un'esplicita discussione, è quella formulata nel 1992 da padre Giovanni Pozzi, già discepolo di Contini e docente all'Università Elvetica di Friburgo e grande specialista. Proprio la grande autorevolezza di questo studioso ha probabilmente forse impedito l'esame delle ragioni da lui portate. Sulla aporia, anche qui padre Pozzi aggiunge quello che per me è un fraintendimento comunque opinabile. Dice padre Pozzi: tue so le laude, e dice se le lodi sono tue vuol dire che tu emetti le lodi. E qui affaccia una teoria un po' sconvolgente, cioè si tratterebbe di una autoglorificazione divina. Tant'è, dice, che le forme passive laudato sii è un passivo teologico, e lui lo chiama un congiuntivo ottativo, analogo a quello del Pater Noster, sanctificetur nomen tuum. Padre Pozzi dice non si specifica qual è il complemento di agente, perché il complemento d'agente non c'è. È Dio che loda se stesso, è Dio che loda se stesso all'interno del mistero trinitario. Allora, appoggia poi, dunque, tue è un aggettivo possessivo che pone lo stesso, che ha la stessa possibilità di equivoco di un genitivo. Amor, l'amore dei figli, può essere l'amore dei figli verso i genitori o l'amore dei genitori verso i figli, può essere un genitivo oggettivo o soggettivo. E così tue sole lodi può voler dire vengono da te, ma anche giungono a te, spettano a te, come conferma poi il verso successivo. L'argomento più forte, e mi avvio alla conclusione, che porta poi padre Pozzi è il passo della slide successiva, tratto cioè
dalla regola non bullata di Francesco, dettata da Francesco. Queste possono sembrare questioni di forma, perché stringendo il tempo voglio dire quanta sostanza c'è in questa forma. Lodare il creato significa non solo rompere con l'eresia catara, che era diffusissima al tempo di Francesco e insidiosa, di cui Francesco accoglie le istanze pauperistiche di povertà, ma respinge la visione manichea, la visione per i catari per cui la materia è il regno di Satana, è il regno del male, e quindi tutto ciò che è materia va ridotto al punto da sostenere che non bisognava procreare perché altrimenti si aumentava il dominio di Satana. Ma significa rompere anche quei mistici, perché vedete troppo spesso si parla di un misticismo di Francesco, ma per i mistici l'itinerarium mentis in Deum, l'ascesa dell'uomo a Dio, ha bisogno di un vuoto torricelliano, cioè non ci deve essere alcun ostacolo. Dio è la notte luminosa, l'ineffabile, le creature rappresentano un ostacolo, tutto ciò che sta di mezzo. Al contrario, la via di San Francesco è di coloro che vedono le creature come dei gradini per salire a Dio. Vediamo la slide appunto in cui Padre Pozzi della regola non bullata. Padre Pozzi cita questi due passi latini che sembrano avere molta attinenza col cantico, ma forza il senso. Nel primo caso, infatti, non sono le Cristo che loda Dio, ma sono gli uomini che pregano Cristo di farsi latore delle loro lodi a Dio. E la cosa cambia sensibilmente. Nel secondo passo, anche qui fraintende, fa lo stesso errore. Dice che le lodi spettano solo a Dio. In realtà, se voi lo leggete, lui dice che Dio è il solus verus Deus, è il solo Dio, non è che è il solo degno di essere lodato. In sostanza, e qui arrivo alla mia conclusione, in sostanza quello che sembrava un passivo teologico e un passivo ottativo non è teologico, perché il Sanctificetur, estrapolato dal Vangelo, ci fa dimenticare che è una preghiera in cui Gesù, richiesto dai discepoli, insegna come loro, gli uomini, devono pregare Dio. In questo caso i passivi laudato sie sono non dei passivi teologici e non degli ottativi, ma dei congiuntivi, diciamo, sono delle esortazioni che sono passivi di umiltà. San Francesco toglie la sua soggettività affidandola soltanto all'aggettivo mio associato a Signore. Laudato si mi Signore. Queste esortazioni nell'ultimo verso, nell'ultimo stico che Padre Pozzi su cui sorvola come se si trattasse di una clausola extratestuale, al di là della soglia testuale, sono invece taglienti. Laudate et benedicete mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate. Ci sarebbe poi, dopo questa focalizzazione, da fare la terza parte del discorso, ma il tempo è finito e quindi
speriamo che ci sia un'occasione futura per proseguire il dialogo. Grazie.